Drosophila Suzuki è un moscerino che è originario del sud-est asiatico, che è arrivato qui nei nostri areali ormai da più di una decina d'anni. Il suo arrivo ha portato un grande cambiamento per quanto riguarda la coltivazione del ciliegio, ma anche quella dei piccoli frutti. Questo moscerino è in grado di ovideporre, quindi di depositare le sue uova all'interno dei frutti, sia di ciliegie che di piccoli frutti, ma anche di tante altre specie selvatiche, portando il frutto al collasso e non rendendolo più commercializzabile. Ormai da 2 anni è stato autorizzato il progetto di lotta biologica classica alla Drosophila Suzuki con il parassitoide Ganaspis brasiliensis. Ganaspis brasiliensis è un antagonista naturale originario del Giappone che, dopo una serie di studi durati diversi anni, è stato decretato come miglior candidato per attuare questo progetto di lotta biologica classica. Ganaspis brasiliensis è in grado di intercettare le larve all'interno dei frutti, le larve idrosofile all'interno dei frutti, e di parassitizzarle, quindi di infilare il proprio uovo all'interno delle larve, e quest'uovo poi si svilupperà all'interno delle larve di Drosophila Suzuki, portandole alla morte, e diciamo che dalla larva di Drosophila Suzuki non uscirà una larva, ma uscirà un parassitoide. I rilasci vengono effettuati in aree seminaturali vicine a cerasetti o coltivazioni di piccoli frutti. Questo perché la Drosophila Suzuki, come dicevo prima, è in grado di svilupparsi anche su molte altre specie selvatiche, e 2, in questa maniera rilasciamo il parassitoide all'interno di ambienti più protetti, più lontani da trattamenti insetticidi, e quindi in questa maniera siamo più sicuri che questo possa insediarsi all'interno del territorio. Per quanto riguarda i risultati dell'anno scorso, Ganaspis brasiliensis è stato ritrovato in 2 siti all'interno della regione Veneto. Una cosa molto importante da sottolineare: i rilasci dei parassitoidi non vanno intesi come dei trattamenti insetticidi, quindi non ci si può aspettare risultati in breve termine, ma appunto lo scopo del rilascio di questi inoculi di parassitoide è quello di creare delle popolazioni all'interno del territorio in maniera tale che queste possano abbassare nel tempo la popolazione di Drosophila Suzuki, e quindi si spera anche i danni che questa arreca all'interno dell'agroecosistema. Oggi vediamo un rilascio di un antagonista alloctono, un parassitoide di Drosophila Suzuki che si chiama Ganaspis brasiliensis. La normativa fino a qualche anno fa non consentiva il rilascio in natura di organismi non originari dei luoghi in cui venivano rilasciati. Da qualche anno però c'è stata un'apertura, un emendamento al decreto della direttiva Habitat, che consente, a patto che ci siano degli studi di valutazione del rischio, che consente di rilasciare organismi alieni, a patto appunto che ci siano delle garanzie che questi non vadano a creare dei problemi nell'ambiente e nell'ecosistema in cui vengono rilasciati. Ganaspis brasiliensis è stato studiato sia delle analisi in laboratorio sia delle analisi bibliografiche, e ha confermato questa sua idoneità ad essere rilasciato in ambiente. L'autorizzazione al rilascio viene rilasciata dal Ministero dell'Ambiente su richiesta di regioni richiedenti. In questo caso il progetto di rilascio dell'antagonista Ganaspis brasiliensis è un livello che vede coinvolte tutte le principali regioni cerasicole d'Italia. Il Veneto in particolare ha appunto l'ha presentato questa richiesta di rilascio insieme alla Val d'Aosta, all'Emilia Romagna, alla Campania, alla Puglia, Lombardia, Toscana, quindi le principali regioni cerasicole d'Italia.
Ecco, questo progetto ha visto direttamente coinvolta l'Università degli Studi di Verona, il Dipartimento di Biotecnologie, che ha fisicamente messo in atto l'allevamento del Ganaspis brasiliensis e ha curato tutta la parte di campo, quindi i rilasci in ambiente e tutti i monitoraggi sia pre-rilascio dell'antagonista sia post-rilascio, che serviranno poi a valutare l'effettiva idoneità del parassitoide e quindi l'assenza di danni causati sulla lentomofauna autoctona.